Son del Milan con Abbiati, Abate, Zapata, Mexes, Costato, presente Scipio, Ambrosini davanti alla difesa sulla destra Montorino, sulla sinistra Boateng, e poi Fidente con la Rodinha confermato, torna Sharawi e davanti in assenza dei Balotelli c'è naturalmente Fassini da notare nella Juventus, il ritorno a disposizione almeno in panchina di Sentinel. Torna le squadre in campo ai voti di Luca Banti. Ma vaffanculo. Scary Movie 5. Quando la tecnologia incontra l'ingegno, la vita diventa più semplice. Nuova Ford Kuga, il primo smart utility vehicle in tutti gli showroom Ford. Il Milan e l'Inter guardano la Juventus con binocolo, dicono i tifosi della curva, con questa coreografia molto divertente. C'è anche Brandelli a vedere la Juventus con Antonio Cabrini. Spesso di piovere, anche se è piovuto per tutti i giorni, il campo sembra aver retto bene, questo ci ha detto Nando Sandino, che seguiremo da bordo campo. Accanto a me per la telecronaca invece c'è Aldo Serena, è un'occasione importante Aldo per il Milan per provare a tenere a distanza la Fiorentina, ma non sarà facile perché la Juve di Conte ha sempre fame. Partita difficilissima per i rossoneri questa sera, che però mettono in campo una squadra con una composizione veramente offensiva, con Boateng sulla linea dei centrocampisti e con Esharawi, Fassini e Rodinha. Ecco la squadra in campo, come detto dirige Luca Banti, partita numero 121 per lui in Serie A, i suoi collaboratori di questa sera Vuoto e Giallatini, si sente dare a Romeo Russo, il sesto uomo è Gianluca Cariolato. La Juve ne farà meno di... Sarà la storia di Plutino, solo chi corre può. Sta recuperando, ha già recuperato i sarà in campo questa sera, come detto torna in soluzione Bentner, e però conferma il modulo con una sola punta. Il Milan recupera Ambrosini e lo schiera ancora una volta davanti alla difesa, quindi Montorino, che pure aveva fatto benissimo in quel ruolo, diciamo così, è costretto a ritornare mezz'ala. Sì, soprattutto questa sera davanti a Zapata e Mexes serve un giocatore abile nell'interdizione, bravo a frenare i movimenti di Vucinic, che è il giocatore di riferimento nell'attacco di Antonino, non solo per gli assist ma per i movimenti, si stacca dai punti dei centrali contro la palla e crea lo spazio per l'inserimento dei centrocampisti. Giocherà all'interno anche Boateng, che aveva il problema alla caviglia, che lo aveva costretto a uscire a Firenze. Boateng torna all'interno, ruolo che non sempre ha mostrato di gradire. È una tecnologia di corsa diversa dall'esterno a giocare in quella posizione che questa sera è la protagonista, deve naturalmente faticare di più, deve correre con più attenzione, sono punti più brevi quelli che si fanno a metà campo, mentre sull'esterno deve avere forza e potenza, ma lui a mio avviso sotto il profilo atletico può interpretare bene entrambi i ruoli, basta che la sua testa, la mente, la dedizione lo voglia. Vi abbiamo ricordato che nelle ultime 24 giornate le squadre hanno totalizzato gli stessi punti, il Milan è a meno 15 all'ottava, a meno 15 stasera, anche se meno 15 questa sera vale il terzo posto a differenza di allora che aveva fatto una concessione. Ma al di là della investigazione ovviamente la differenza è notevole, ma qui nel Milan voglio dimostrare che è una differenza di punti più già, mentre Conte vuole ribadire la superiorità della Juventus, anche se come detto il vantaggio rispetto alla seconda è più che rassicurante, alla Juve in teoria potrebbe andare bene anche un pareggio. Staremo a vedere, intanto prende posto alle partita importante forse anche per il suo futuro. Milan sta giocando molto in questo finale di stagione, ovviamente l'obiettivo primario è la conquista di un posto Champions. Adesso Forza Juve!